Relativamente alla fusione avvenuta recentemente tra la Banca Popolare Sant'Angelo con sede a Licata e la Banca Popolare Agricola di Ragusa, che ha assunto la nuova denominazione di Banca Agricola Popolare di Sicilia, interviene oggi il sindacato FIS-CISL, che per mezzo del suo rappresentante Fabrizio Greco afferma come abbiamo firmato un buon accordo sindacale che tutela il lavoro, attenua la mobilità aziendale, garantisce il welfare, favorisce il ricambio generazionale. Dalla fusione avvenuta per incorporazione della Banca Sant'Angelo in Banca Agricola Popolare di Ragusa nasce così un forte polo bancario del sud al servizio dell'economia siciliana. Sindacati e Banca Agricola Popolare di Sicilia hanno siglato infatti un verbale di accordo che avrà ricadute importanti sul personale del nuovo istituto di credito bancario siciliano. Alla base della firma apposta dalla FIS-CISL e dalle altre organizzazioni sindacali, la tutela dei posti di lavoro, nonché gli aspetti connessi alle prestazioni professionali del personale, welfare, attenuazione della mobilità aziendale, indennità di disagiata destinazione, ticket pasti, riconoscimento dei livelli retributivi, stock option, formazione, ricambio generazionale con un paio di assunzione di giovani risorse. Siamo arrivati alla fine di un articolato processo di confronto, afferma il segretario generale della FIS-CISL Sicilia Fabrizio Greco, durante il quale non abbiamo mai perso di vista l'impegno delle colleghe e dei colleghi facendoci carico dei loro timori. Da oggi il personale dipendente potrà beneficiare di un contratto di secondo livello efficace che pioggia sull'armonizzazione. La Banca Popolare più grande del Sud Italia è ora nel pieno delle sue funzioni, afferma Fabrizio Greco, evidenziando che dopo anni di fusione e incorporazioni che hanno privato la Sicilia dei fondamentali centri decisionali del credito, adesso la Banca Agricola Popolare di Sicilia potrà recuperare quella dimensione del passato, diventando un vero punto di riferimento dell'economia regionale. È chiaro, conclude il sindacalista, che vigileremo sull'applicazione dell'accordo, saremo attenti nel valutare il piano industriale che andrà a varare la nuova banca. La trattativa sindacale ha visto impegnata la segreteria regionale di FIS Sicilia, composta da Fabrizio Greco, Chiara Barbera, Roberto Maniani, coordinatore regionale della Banca Popolare di Ragusa, Enzo Scribano, e gli RSA Stefano Cipindi e Alessandro Bucchieri.